Presidente, oggi è una giornata fondamentale non soltanto per San Giorgio di Nogaro e per il suo porto, ma per l'intera portualità regionale. Assolutamente, è una giornata storica, dopo 19 anni finalmente facciamo i dragaggi del fiume Corno, mettiamo in condizione l'area industriale dell'Aussa Corno, ma direi tutta la regione, di avere una portualità adeguata anche per le sfide lanciate alle nostre imprese dal mondo che ci circonda. Sono molto soddisfatta, devo dire che i ringraziamenti vanno indubbiamente all'assessore Santoro, al direttore delle infrastrutture e dei lavori pubblici, la dottoressa Uliana, ma devo dire anche che siamo riusciti a sbloccare una situazione così complessa grazie al lavoro di tutte le istituzioni e grazie anche all'impegno e alla determinazione con cui siamo andati avanti per superare tutte le criticità che per 19 anni hanno impedito a quest'area di avere dragaggi. Un ruolo fondamentale è anche la semplificazione che è arrivata dallo Stato in materia normativa. Assolutamente, la nuova normativa sui dragaggi ci ha aiutato molto, ci permette di fare un intervento in qualche modo innovativo che recupera anche i fanghi che in qualche modo verranno appunto ripuliti fino ad arrivare ad una profondità di 7,50 m, ci permette di mettere in sicurezza gli argini e di fare un intervento anche nella laguna di bassissimo impatto ambientale, ricostituendo anche in parte una barena. Assessore Santoro, oggi è stata sbloccata una procedura complessa con molte autorizzazioni. Quali sono i tempi in cui si arriverà poi a conclusione dei lavori? Ma oggi sì, abbiamo riconsegnato i lavori per il dragaggio del fiume Corno. In questo periodo di crisi qualsiasi cantiere si presenti alle popolazioni è evidentemente importante, ma qualcuno lo è forse un po' di più per l'attesa e per anche il momento nel quale questo cantiere viene a realizzarsi. 360 giorni di lavoro per un lavoro appunto, il dragaggio del fiume Corno, che ha messo insieme tutte le autorizzazioni e tutti i soggetti che in questa parte delicata della nostra regione operano. All'ultima conferenza dei servizi erano presenti 24 soggetti, ciascuno dei quali ha dato il proprio parere e il proprio punto di vista. Una pluralità che, se vogliamo leggere da un punto di vista della complicazione, sicuramente costringe ad essere molto precisi e molto determinati sul risultato che si vuole ottenere, ma se invece lo vogliamo leggere dal punto di vista della collaborazione degli enti e della necessità che questi progetti non siano dei progetti semplici, ma che abbiano in sé tutta la complessità della materia, beh, mi sembra che l'ottimo risultato sia anche questo.